Viviamo in un enorme Matrix, un grande film, un grande teatro dove il copione, la sceneggiatura è scritta da altri. Ci viene questo sospetto a molti di noi, per non dire in alcuni casi la certezza, e una notizia che conferma questo sospetto riguarda Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea. Facciamo qualche passo indietro per capire bene di cosa sto parlando qui a Capolinea sul canale dell'Identitario. Pochi giorni fa, 17 luglio 2024, la Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, viene condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per aver rifiutato l'accesso a una serie di documenti relativi ai contratti per l'acquisto stipulati tra la Commissione europea e a diverse case farmaceutiche, in particolar modo la Pfizer. Con quest'ultima multinazionale farmaceutica, Ursula von der Leyen aveva intavolato una trattativa privata anche attraverso lo scambio di messaggi SMS e WhatsApp che non sono mai stati mostrati. Ebbene, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Commissione Europea dicendo che la documentazione doveva essere mostrata e la Commissione Europea non doveva rifiutarsi invece di mostrare, di ostentare questa documentazione. Il ricorso era stato presentato da una serie di eurodeputati, deputati del Parlamento Europeo, in particolar modo dei Verdi, ok? E questa è la notizia del 17 luglio. Notizia invece più recente, praticamente di ieri 18 luglio, Ursula von der Leyen viene confermata alla guida della Commissione europea come Presidente della Commissione europea e i voti decisivi sono stati in particolar modo dati proprio dai Verdi. Ma come? Non erano quelli che avevano fatto il ricorso contro la von der Leyen perché si era rifiutata di mostrare la documentazione relativa ai vaccini Covid e adesso confermano la von der Leyen? Ma in quale teatrino ci vogliono far credere ci vogliono immergere? In quale teatrino ci vogliono far credere che stiamo? Ecco. Riflettiamo su queste notizie dove molto spesso diverse parti giocano soltanto un ruolo capolinea e l'ultima fermata della libera informazione.